Sono ritornato a correre in go-kart e lo faccio in una delle piste a me più care, Chioggia Kart, dove appena 2 mesi prima ero sotto i ferri per cercare di dare stabilità ad una caviglia che causa osteocondrosi, mi faceva dannare dal dolore e lo ammetto un pochino pure ora. Le qualifiche sono state veramente dure, curve in apnea per essere al massimo, ricordarsi a memoria i punti di staccata e le traiettorie corrette giro dopo giro. Tutto ciò mi ha fatto capire l'importanza di avere una preparazione atletica adeguata quando si guida un go-kart e ancor di più se lo fai all'interno di un campionato, specialmente se guidi un CRG. Tutto sommato ne esce un 7° posto in qualifica. Posso quindi ritenermi soddisfatto. Se 10 minuti di qualifica mi hanno fatto scendere il sudore e avere il fiatone, 18 minuti di gara saranno estenuanti. Prepariamoci al via di questo GP4 del 5° campionato Amici del Kart Triveneto. E se volete sapere una piccola anticipazione sul 2022 del circuito Chioggiotto, vi consiglio di guardare tutto il video e ci vediamo alla fine. Buona visione! Grinta! A manetta, dai che andiamo! La passione per le auto, la conoscenza del mondo dei motori e di tutto l'ambiente che ruota attorno, nonché l'esperienza di tanti anni maturata a gareggiare nei più importanti circuiti d'Italia ed Europa fa di Chioggia Kart un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono passare momenti di divertimento e adrenalina nei loro kart. 7° Muia e 8° Toffa. Qui da Manuel Cosimo Muia possiamo dire We are Chioggia Kart, noi siamo Chioggia Kart. Oggi in questa domenica di maggio 2021 con una temperatura gradevole e 15 piloti in questa batteria bronzo 2 vogliono darsi battaglia e non molleranno di certo il gas. Occhio al semaforo verde. Stiamo per partire per la batteria bronzo 2, eccoli i piloti con Johnny Trek, in questo momento va a passare la linea del traguardo, va a passare la fotocellula, siamo su curva Achille, ricordiamo che in questa gara GP4 del 5° campionato Amici del Kart Triveneto vedrete una inquadratura frontale da parte del pilota Patavino, l'inquadratura retro con GoPro Hero 7 Black e in più le immagini fornite dagli Amici del Kart Triveneto, da Marco Brigato, direttamente l'organizzatore, e ovviamente Digital Reel si ringrazia gli sponsor che collaborano in questo campionato. Eccoci con Johnny Trek che prova l'assalto in questo momento, prova l'attacco e attacco è riuscito da parte del pilota Patavino. Ecco le immagini che dicevamo pochi secondi fa. Si va in questo momento a passare la fettuccia d'arrivo giro 2, giro 1 intanto concluso con 45 secondi e 304 millesimi di secondo. Giornata, vedete, qualche nube in cielo, non c'è particolarmente caldo, fortunatamente non piove, quindi i piloti possono tirare anche un sospiro di sollievo. Ecco Johnny Trek in questo momento va a finire Isola Verde in un tempo di 29 secondi. Eccolo, sempre momenti dove si battaglia perché sono i primi giri, il secondo giro, ed è Johnny Trek che cerca di intimare un po' la calma sulle staccate, perché ovviamente cerca di non avere contatti, perché la sportività fa parte del suo mood. Attenzione, no, viene spinto. Che cosa è successo? Viene spinto sulle barriere. No, Traverso. mamma mia, gran traverso, gran traverso. Ha preso anche le gomme un pilota, speriamo. Credo non si sia fatto nulla di grave. Vale 48
Perché Chioggia Kart è tra una delle mie piste preferite? Tenendo conto che non avevo mai girato al Lignano Circuit, che ho registrato e tra un po' vi posterò il video, qualifiche e gara, che non avevo girato a Pomposa e come sempre qualifica del video e gara video. Chioggia Kart è uno di quei circuiti dove sei circondato da erba a sinistra e a destra. Quindi se sbagli o se vieni bussato, toccato, magari riesci ad andare un po' sul cordolo e poi sull'erba e magari riesci a rientrare. Curva Achille, novità del 2020, presenta invece gommoni a sinistra e gomme a destra, quindi non hai margine di errore. Curva Achille la affrontiamo chi gira veloce, full gas, piede sull'acceleratore, però è una rotaia, ovvero c'è solo quella traiettoria, non puoi sbagliare, al minimo errore vai a finire lungo sulle gomme. Se vi ricordate, a Nicola Baldan, proprietario del circuito, come battuta gli avevo detto questo, se vi ricordate. Bella, mamma mia. Grazie. Poi soprattutto qua quando arrivi, sai cosa, se arrivi male l'ultima gomma lì sulla sinistra è lì apposta. Se arrivi male là, io dico sempre prova il sorpasso, affiancati e magari ti vedo, vabbè, ti lascio andare, ma non spingere fuori, bam, curling un pilota. Non farlo, ci si fa del male. Baso questa filosofia del mio modo di correre. Ci provo, non ci riesco. Vi posso soltanto dire che a Pomposa, battaglia tra la quinta, sesta e settima posizione, eravamo un terzetto che da diversi giri era uno dietro l'altro. Per non toccare il pilota che era al mio interno, ho provato il sorpasso, ho detto ok, chiudo io, freno e il kart si gira. Potevo toccarlo, ma non è nella mia filosofia e voglio condividere queste idee di ok, provo il sorpasso. Fate sempre conto che il kart è vostro, che avete delle pendici aerodinamiche in carbonio tipo i livelli alti del motorsport, Formula 1, ruote scoperte, e quindi ne vale la pena, non ne vale la pena spaccare tutto. Magari il kart è degli altri e chi se ne frega, invece no, bisogna sempre pensare a fare un sorpasso pulito. Quindi mi raccomando, pensiamoci due volte prima di sparare fuori la persona davanti a noi, insomma, o magari fagli il gesto, digli oh guarda che hai esagerato, ma ragazzi, farsi del male è un attimo. Riprendiamo con la gara. La gara può riprendere. Johnny 3 ha subito due sorpassi, vediamo anche il terzo infatti, e chiude in questo momento perché aveva le gomme a sinistra, altrimenti si stampava addosso le gomme e sportivamente non ha chiuso. Però che sfortuna e che ingiustizia subire un attacco lì all'interno, avete visto, da parte del pilota che lo seguiva. Non ci sta, purtroppo è brutto subire, è brutto soprattutto vedere attacchi del genere dove non ci sono vie di fuga, dove si è circondati sia a destra che a sinistra da gomme per proteggere dagli urti. Ma intanto ritorniamo alla cronaca. Giro numero 4 iniziato in questo momento e intanto il giro 3 si è concluso in 44 secondi e 500 millesimi di secondo. In questo momento Johnny 3, attenzione, e vedete come va a bloccare per evitare di bussare, per evitare di toccare il kart che lo precede, del numero Toffa con il numero 25, che intanto prova il sorpasso e chiede chiarimenti, come giusto che sia Johnny 3, per quello che ha subito, due giri prima. Ovviamente non ci sta. Intanto Johnny 3 con nonchalance sorpassa anche Toffa. Ricordiamo che Johnny 3 partecipa per la prima volta quest'anno a una gara del campionato degli amici di kart di Veneto. Ricordiamo che ha subito un'operazione chirurgica alla caviglia destra, in quel di Milano, dal professor Federico Usuelli, e la preparazione fisica non è ottimale, non è al 100% come Johnny 3 sperava di avere. Però intanto è lì che si dà battaglia, su questo 10 minuti di qualifica e 18 minuti di gara. Ricordiamo questo giro 5 intanto dei 26 che si concluderanno in questa meravigliosa giornata primaverile. Passa in questo momento sulla linea del traguardo in 41.852, 3 chiarimenti e sorpassi 2 che ha portato a termine. Ha perso un po' di tempo, però l'importante è che ha ripreso in mano le redini della sua gara e sta conducendo
curva dopo curva un hammer time che speriamo possa portare a qualcosa di significativo. Giro 6, in questo momento siamo giunti al 27esimo secondo, siamo alla chiusura di curva Valli per poi andare in variante bassa. Esce in questo momento, è distanziato, vedete la telecamera retro GoPro Hero 7 Black che va a immortalare ciò che succede dietro al pilota di Campagnolo di Brugine. Intanto un 41,675 è il giro che Johnny 3 conclude nel giro numero 6. Siamo al settimo giro di questi 26 in 18 minuti di gara. Staccatona, vediamo come va a affrontare per la Brondolo una doppia sinistra, dove un curva molto tecnica, anzi una doppia sinistra dove si può fare il tempo. Anche qui vedete doppia destra, poi Valli, bello il circuito di Nicola Baldan con questi go-kart CRG Centurion Serion, un 270 GX dove l'età minima è 13 anni. Intanto giro 7 in 41,503 millesimi di secondo, inizia il giro 8. Questi sono i go-kart, la flotta di Chioggia Kart, questi go-kart dai colori accesi, dove è necessario spingere al massimo per divertirsi e sentire l'adrenalina. 22 secondi in questo momento per curva 7 Calino per l'esattezza, Isola Verde, poi Valli, variante bassa. In questo momento prende tutto sul cordolo in uscita, staccatone importante qui, penultima curva, 11 Tornantino, 12 Vigo, va a stampare 41,665 ed è anche un discreto tempo, infatti sta distanziando i kart che lo seguivano, sta prendendo qualche decimo su decimo di secondo. Eccolo in questo momento, giù tutto il piede sull'acceleratore, Vecchia Romea in questo momento, curva 5, si affronta Brondolo ed eccola curva numero 7. Diciamo che anno dopo anno, un anno sì un anno no, il circuito di Chioggia Kart regala emozioni, è molto bello da vedere con questi colori bianco-rossi belli puliti e ovviamente invoglia a girarci. Ricordiamo dotati anche di kart biposto e anche kart dove i bambini possono correre dai 7 ai 12 anni, go-kart CRG Centurion Mini, 120 centimetri l'altezza minima, quindi anche i bambini possono sognare un giorno di prendere parte, perché no, al campionato degli amici del kart Triveneto, oppure sognare ancora più in grande con ruote coperte, dove il proprietario Nicola Baldan dà spettacolo nelle gare del campionato TCR. E ovviamente, perché no, i bambini possono sognare in grande e far arrivare il tricolore magari sul gradino più alto del podio in Formula 1. Incrociamo le dita per questi futuri campioni che potranno partecipare qui a qualche minuto di prova e a qualche magari in futuro gara nel circuito di Brondolo. Ma ritorniamo qui con gli occhi puntati e chiudiamo questi sogni nel cassetto per questi futuri campioni. Siamo giunti al giro numero 11 sui 26 previsti, 28 secondi di gara in questo momento a curva Valli, variante bassa. In questo momento vedete c'è uno steward lì che va a vedere che non ci siano irregolarità, è pronto a sventolare bandiere di qualsiasi colore, che siano blu per far passare il pilota davanti un po' più lento e un eventuale doppiaggio, bandiere gialle, vietati i sorpassi, attenzione al pericolo, e bandiere rossa, gara terminata. Staccatona per curva 3, curva Cavanella, anche quella molto importante, si arriva molto veloci da curva Ferrovia, che lì si fa in pieno, non si deve togliere il piede sull'acceleratore, è ancora vietato togliere il piede e mettere il piede sinistro sul freno, sul colore rosso, invece no, curva che si affronta col pedale destro, col pedale di colore verde schiacciato fino in fondo. Si sta per concludere il giro 12 e siamo giunti a metà gara in questo momento, 41.580, bene così Johnny 3, bene così, sta martellando e vedete il distacco sta aumentando rispetto ai piloti che lo seguono, come dicevamo qualche minuto fa. Va
a affrontare in questo momento Vecchia Romea, ed è poi curva Brondolo. Vedete, l'importante è tenere il cordolo della seconda sinistra per affrontare il giro, un giro fatto bene. La curva deve essere presa larga all'inizio e poi stretta alla fine per questo doppio sinistra-sinistra. Eccolo il tornantino, curva numero 11 all'appello, passa sulla fettuccia d'arrivo 41.815, ha perso 3 decimi di secondo rispetto al giro precedente, al giro eccolo in questo momento che tiene giù tutto il piede sull'acceleratore. Giro 14 intanto, siamo giunti quasi a metà di questo giro 14. Ricordiamo che in questo momento in questa batteria Bronzo 2 c'è un certo Nick che con un 39.590 si piazza momentaneamente al record della pista in seconda posizione. Quindi ricordiamo, è una batteria con i fiocchi, tanto di valore, quindi c'è tanto da divertirsi. Telecamera frontale in questo momento, vedete le riprese GoPro Hero 8 Black da parte di Johnny 3, piazzata sul casco frontale a riprendere tutto ciò che capita, tutto ciò che potrebbe portare anche un errore, quindi capire bene dove può sbagliare. 28 secondi in valli, variante bassa in questo momento, sinistra destra bene, nero giallo, sulla sinistra è rosso bianco, è un po' scolorito perché i piloti ci passano sopra, ci passano attaccati. 41.469, 46 centesimi di secondo in questo giro 15, concluso giro 16 alla staccata di Cavanella. 12 curve di pura adrenalina, 20.000 metri quadrati e 650 metri di lunghezza, con una larghezza di careggiata di 7,5 metri, ma vi invito a vedere tutto il video fino alla fine, perché per il 2022, tra qualche mese, intanto bandiera gialla sventolata dallo Stewart, attenzione al pericolo, infatti Johnny 3 passa all'interno tra lo Stewart e il kart che si è girato a curva 11 tornantino, forse un bloccaggio delle ruote posteriori per il freno, il kart purtroppo è difficile da controllare. Intanto 41.675 per la cronaca, 41.675, e dicevamo che se guardate il video fino alla fine c'è una sorpresa che riguarda il 2022 probabilmente, quindi tra pochi mesi. Intanto la metà del 2021 l'abbiamo già passata, come la metà di questo giro 17 che si sta per concludere. Giù tutto il piede sul gas, a 37 secondi va a staccare, inchiodare pochino per dargli il giro giusto al kart. 41.503 in questo giro 17, 18° giro iniziato. Quindi vi invito a vedere tutto il video fino alla fine per vedere che cosa bolle in pentola per l'anno a venire. E io vi dico solo questo, vi posso anticipare solo questo: le immagini e la voce di Manuel Cosimo Muglia poi vi potranno anticipare qualcosina che si può vedere sul circuito di Chioggia Kart attualmente. Intanto volante che gira a sinistra e che poi gira a destra per compiere la variante bassa, una curva molto molto bella e molto carina. Ricordiamo la resina speciale di questo circuito che permette ai piloti di tenere il piede sull'acceleratore un po' più del dovuto. 41.665 si è concluso il giro numero 18 da parte di Johnny 3. Va a tenere tutto il piede sull'acceleratore e staccare in questo momento leggermente, sfrutta tutta la carreggiata per andare a prendere l'ingresso di curva Brondolo bello largo, perché poi deve tenere il piede sull'acceleratore per affrontare l'uscita di Brondolo. Calino, ricordiamo, Isola Verde 8, 9 Valli, variante bassa, 11 Torrentino, 12 Vigo in questo momento, e si passa sulla fettuccia d'arrivo del giro 19 concluso in 41.614, giro 20 di 26, 6 giri alla fine in questi 18 minuti di gara
gara del GP4 del quinto campionato Amici del Kart Triveneto. Siamo qui a Chioggia Kart, il prossimo GP sarà in quel di Lignano Sabbiadoro, si andrà oltre Regione Veneto, si sconfinerà in Friuli Venezia Giulia e poi si scenderà a sud, non si ritorna in Veneto ma si andrà ancora più a sud in quel dell'Emilia Romagna, in provincia di Ferrara. 41.891 intanto si è concluso il giro 20, 21 su 26 giri in questo momento e Johnny 3 tutto giù il piede sul gas per curva Ferrovia e si andrà poi a luglio a Pomposa, dove un certo Valentino Rossi ogni tanto bazzica da quelle parti con la sua crew, con la sua VR46 Academy, per girare anche lui sulle moto. 29 secondi, 32 secondi l'ingresso in variante bassa e l'uscita in variante bassa, quindi parte velocissima, 3 secondi per affrontarla. Vediamo, siamo sul 41.570, il giro 21 concluso e Johnny 3 trova il vuoto, trova il deserto davanti a sé, sperando di avere un buon passo gara, ma non vediamo piloti davanti a lui. La battaglia, il marasma, la battaglia l'ha avuta nelle prime parti della gara, dove la tecnica, la tattica di gara di Johnny 3 è ovviamente non bussare, non toccare nessuno alle prime curve e purtroppo però così facendo viene sorpassato e perde 2 o 3 posizioni per poi recuperarle nei giri successivi. Però intanto si fa la sua gara sportivamente parlando, non va a bussare, non va a toccare nessuno. 41.665 millesimi di secondo, giro 23 iniziato, il giro 22 appena concluso. 41.665, 23 giri su 26 previsti, 20 secondi a metà di curva Brondolo, poi verso Calino, cambio di direzione verso Isola Verde, curva 8 ed è la particolare curva Valli. In questo momento passa vicino allo Stuart, colore giallo-nero, il cordolo sulla sinistra, vede un kart davanti a sé. Johnny 3 vede un kart davanti a sé, vede un kart, probabilmente si tratta di un doppiato, di un doppiaggio. 41.838, un po' più lento rispetto ai giri precedenti. Attenzione, si intravede anche la sagoma di un altro go-kart. Intanto 24esimo giro in questo momento, 24esimo giro, si sta per affrontare Vecchia Romea, si stacca verso Brondolo, sinistra e sinistra, cambio di direzione verso Calino, destra, poi sinistra e destra ancora lunga, vede il kart sempre più vicino, ne vede poi un altro, ne vediamo poi un altro che va a staccare in questo momento alla 11 al Tornantino. Johnny 3 ce l'ha lì nel mirino, nel radar, parte esterna per andare a affrontare un 41.466. Intanto il giro numero 24 non vuole rilassarsi, vuole dare il massimo fino alla fine. All'interno ci prova Johnny 3, e il sorpasso è riuscito, eccolo lì, il kart che è appena stato superato. In questo momento Brondolo per Johnny 3 e Isola Verde per il pilota davanti a Johnny 3. 25esimo sui 26 previsti, 2 giri alla fine. Vediamo Johnny 3 se riuscirà a superare, ad esserci un po' di brivido, un po' di pepe in questa parte finale di questo GP4 del quinto campionato Amici del Kart Triveneto. Vediamo se riuscirà ad andare a prendere il pilota che lo precede ed è un doppiato. 41.985, vediamo Johnny 3 in questo momento, si tratta di un casco giallo, tuta blu. Vediamo se Johnny 3 in quest'ultimo giro 26 di 26, vediamo se Johnny 3 riuscirà a prenderlo. Parte in questo momento, attenzione, evita il contatto, prova l'incrocio, ci prova, no, lo chiude il doppiato, non lo fa passare. Johnny 3 deve sudare questo sorpasso, vediamo se ci riesce, ci prova all'interno il kart. Sì, Johnny 3 nonostante il doppiato non ha dato la posizione,
è riuscito Johnny 3, ha tentato quel sorpasso, ha tentato ed è riuscito in quel sorpasso 42.678 e nonostante tutto Johnny 3 mette il braccetto fuori per dire nonostante tutto grazie, perché come ben sappiamo potrebbe anche succedere di peggio. Abbiamo visto infatti a inizio gara ed è stata una bellissima gara, emozionante nelle parti iniziali con posizioni cedute e poi riprese e Johnny 3 ovviamente ha dato il meglio di sé, ed eccolo e dice ma cosa stai facendo, ma cosa fai, però adesso un po' distanti, non riescono a toccarsi con i pugni, il gesto di sportività, però nonostante tutto è andato tutto bene, è filato tutto liscio. Wow, bellissima telecronaca, bellissima gara e eccoli che si scambiano in amicizia il pugno. Da Chioggia Kart è tutto, al prossimo Gran Premio, alle prossime qualifiche. Ciao. E là. Sai cosa, magari se vedi che ho le barriere, cioè tu mi passi, ho le barriere là, magari alza il pedale e fai la curva, il sorpasso dopo, più che altro anche in futuro, hai capito? Per fortuna ci siamo chiariti col ragazzo e è andata bene, non mi sono fatto male, però ragazzi risponde l'adrenalina in certi momenti. Per fortuna tutto è andato bene e ho subito una botta dietro, però ho dato tutto. Ragazzi, apro e chiudo parentesi, devo migliorare sulla preparazione atletica, quindi sì, sono appena stato operato la caviglia, sono contento che il piede ha risposto abbastanza bene, migliorare la parte anteriore, però dai, ci siamo. Se il video ti è piaciuto, bel mi piace, iscriviti al canale, dai che andiamo, il mio canale Telegram, Manuel Cosimo Muglia, @ yes, ciao! Comunque sì, secondo me sì, confermo quello che penso. Questo è proprio il continuous stay tuned, insomma. Guardate, ve lo faccio vedere un po' a piedi. È davvero bella, davvero bella, davvero bella. Sì. Nico, non vedo l'ora che tu finisca i lavori, non vedo l'ora di provarla. Mamma mia, già il pallino qui per il 2022, fighissimo.